speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo appuntamento dedicato alle elezioni politiche 2018 per presentare candidati e programmi della tornata elettorale ormai imminente, domenica 4 marzo. Ritroviamo nostra ospite Angela Colmellere, ben trovata. Buongiorno, grazie a tutti voi. Candidata per la Lega e la coalizione di centrodestra nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati di Treviso e Belluno e per inciso anche sindaco di Miane, in provincia di Treviso. Bene, allora Angela Colmellere, lei professionalmente arriva dal mondo della scuola e questo è anche uno dei punti chiave, secondo lei, del programma del prossimo governo. Deve esserlo quello della scuola e dell'università, soprattutto università, ad esempio, che è stato oggetto di molte riforme in questi ultimi anni, ma la situazione rimane deficitaria, a suo parere? Sicuramente la scuola è uno degli argomenti che mi sta particolarmente a cuore, perché appunto vivendo questa situazione proprio di dentro, la vedo e quindi posso anche capire quello che in questo momento non funziona all'interno dell'ambito scolastico. Però anche dal di fuori e non soltanto da insegnante come sono, ma anche da cittadino che vive questo paese, mi rendo conto che ci sono delle cose che andrebbero sistemate. Per esempio l'ambito universitario. L'ambito universitario ci racconta che ci sono delle università che sono anche attualmente a numero chiuso, come per esempio la facoltà di medicina. Poi però viviamo in un paese e ci rendiamo conto che quando magari le varie aziende ospedaliere fanno concorsi, non è sempre facile trovare dei medici che partecipano o che comunque concorrono ai vari appunto concorsi che ci sono. Allora insomma, nasce spontaneo il pensare, ma queste facoltà, come appunto la facoltà di medicina, perché devono essere a numero chiuso? Bisognerebbe, ecco, leggere quello che è il bisogno del nostro territorio, della nostra società, e prevedere invece una situazione programmatica, un programma, andare a programmare appunto diverse situazioni, proprio perché queste facoltà magari non possano più essere a numero chiuso. Diversamente magari dove vi è surplus, dove vi è magari maggiore frequenza, ma anche poi maggiore disoccupazione, perché ci sono delle facoltà che in questo momento sono a numero aperto, però che non garantiscono poi un'occupazione vera e propria a chi appunto frequenta in un secondo momento. Ecco che magari bisognerebbe leggere il bisogno che viene nel territorio e dire: se ci servono comunque 100 medici, noi dobbiamo non mettere il numero chiuso, perché appunto dobbiamo dare la possibilità a questi di poter partecipare. Se però allo stesso momento magari, non lo so, facoltà umanistiche sono in esubero, ci sono delle figure in esubero, ecco che magari un numero chiuso dovrebbe essere messo lì, proprio per dare la possibilità a tutti, appena finito il percorso universitario, di trovare collocamento. Lei renderebbe gratuita l'università? C'è una forza politica, Liberi Uguali, che ha proposto di abolire le tasse universitarie. Beh, sicuramente le tasse universitarie sono un grosso limite, perché spesso e volentieri ci sono delle persone che non hanno la possibilità di iscrivere i propri figli perché mancano appunto le risorse. Io magari cancellarle completamente no, però diminuirle se possibile, certo che sì, perché appunto l'istruzione, l'educazione deve essere garantita, e soprattutto dove vi è la passione, dove vi è la voglia di poter intraprendere un percorso, assolutamente deve essere facilitato anche da una diminuzione delle tasse.
bisogna comunque investire di più nella scuola, nell'università, nella ricerca. Sappiamo che insomma l'Italia è tra gli ultimi paesi in Europa in percentuale al PIL per la quota destinata a questi settori. Sì, è anche vero che comunque in tutti questi anni già vi è stato un investimento importante nell'ambito scolastico, tanto è che ce lo fanno vedere le nostre statistiche, tantissimi ragazzi laureati in Italia hanno poi deciso comunque di andare all'estero, quindi noi abbiamo lasciato andare quello che era un capitale formato in Italia, anche grazie a tante risorse che sono state impiegate, che adesso è appunto andato da un'altra parte a trovare collocamento. Quindi non sto dicendo che non si è fatto niente, perché la nostra scuola italiana può sicuramente rappresentare Nonostante tutto, insomma, nonostante è ancora tutto, valida. sicuramente è una scuola valida, riconosciuta, altrimenti queste figure non verrebbero richieste così tanto in tanti altri paesi. Però sicuramente è da riformare, da semplificare, è da introdurre anche qui a livello appunto scolastico un riferimento e un ragionamento anche in termini regionali, sia per quanto riguarda l'assunzione del personale, sia per quanto riguarda l'aspetto concorsuale. Adesso in questo momento si parla appunto molto del concorso relativo ai dirigenti scolastici, concorso che viene fatto a livello nazionale, ma questo concorso sicuramente tra non tantissimo, anzi già il prossimo anno, per la situazione che abbiamo in Veneto, i numeri che ci sono a livello romano e verranno appunto resi idonei non saranno sufficienti a coprire le figure che in questo momento mancano nel nostro Veneto. Quindi ecco che secondo me vi è l'urgenza di fare assolutamente anche dei concorsi che siano a base regionale e non nazionale, perché ogni regione ha delle esigenze, ha delle necessità che possono essere diversificate, e quindi ben che se ne parli e ben che veramente si traduca questo in pratica. Angela Colmellere, cambiamo argomento. Uno dei punti chiave del programma della Lega, del partito che lei rappresenta, è quello della sicurezza. Nel nostro territorio c'è ancora una forte percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Appunto voi su questo dite bisogna cambiare le cose. Sì, non è tanto la percezione, è proprio una concreta situazione di insicurezza. Allora, in questo senso bisogna intervenire, bisogna intervenire con una presenza anche dei parlamentari forte, in modo tale che si possa rivedere tutto quello che riguarda il dare a questo Stato sicuramente più risorse in termini di uomini e in termini anche di mezzo, ad esempio alle forze dell'ordine, per poter permettere loro di controllare e di monitorare ancor più e ancor meglio quello che è il nostro territorio. Allo stesso momento bisognerebbe intervenire per far sì che anche i comuni, quindi le amministrazioni locali, possano avere la possibilità magari anche di assumere della polizia locale proprio in più, proprio non per far multe, ma per monitorare ancor più e ancor meglio quello che è il nostro territorio. E poi c'è il tema appunto è collegato a questo anche della legittima difesa. Io in questo momento, in questo periodo, sono stata presa purtroppo anche di mira in maniera complessa, ma anche con una grossa ambiguità dietro tutto quello che è stato detto. Io ho pubblicato appunto un testo collegato ad una foto. Poi il testo non è stato letto da nessuno, ma quello che è contato è stato semplicemente vedere la foto e farsi un'idea sbagliata di quello che era il contenuto appunto che questa foto voleva veicolare. La foto voleva semplicemente puntare l'attenzione sulla necessità di rivedere la legge sulla legittima difesa, non perché la gente si faccia il Far West e quindi si faccia appunto giustizia da sé. Sgombriamo il campo proprio da questo. No, la situazione era proprio diversa. Cerchiamo di fare in modo che questa legge punti veramente sulla sicurezza, intesa come dicevo prima, nel dare alla polizia e alle forze dell'ordine più mezzi e più uomini, dare ai comuni appunto quello che erano magari più persone, più personale da poter utilizzare, ma dare anche la possibilità alle persone che magari si trovano in casa a dover proteggere la propria famiglia, far sì che queste non siano costrette a dover rispondere
nel malaugurato caso di un tentativo d'omicidio e magari anche con la beffa di avere che gli venga poi chiesto il risarcimento danni. Quindi tutta questa legge e sotto questo aspetto deve essere assolutamente rivista e appunto rivisitata. Io veramente su questo pongo l'attenzione e veramente farò di tutto il possibile per poter difendere questa cosa. Poi questa foto è stata strumentalizzata in maniera importantissima, però il significato, ci tengo a dirlo, anzi grazie per questa domanda, era proprio quello di puntare in tutt'altra direzione, che era quello di salvaguardare puntualmente quella che è la sicurezza dei nostri cittadini sempre più e sempre meglio. Allora, chiarito anche questo aspetto, ci restano 30 secondi, ormai siamo davvero alla vigilia del voto. Angela Colmellere, il classico appello allora al voto agli elettori, anche in funzione di un rischio astensionismo che è sempre crescente. Io credo che dopo tanto tempo che non andiamo più a votare sia doveroso andarci, anche perché se comunque una persona non va, non è che le cose migliorino, semmai peggiorano o semmai rimangono tali e quali a quello che già sono. Quindi l'invito assolutamente è di andare a votare. Io chiedo appunto di votare per la Lega, perché comunque è il partito che mi rappresenta, perché è il partito a cui credo, e siccome anche non è mai stato così al governo in maniera così importante, ecco che magari possiamo essere l'inizio per dare una svolta. Grazie ad Angela Colmellere. Grazie a voi. Candidata per la Lega, appunto, e la coalizione di centrodestra alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno. Grazie ancora. mille, grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi. L'invito ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.